Io burlone. Burlone, Ja, burlone. io matto come eine castoro, mi diverto a fare scherzette, penso Sì. che una volta Sì. ho fatto uno scherzo da prete a Yannick. Dai, A Yannick, Ja. cosa hai fatto? Ja, Dai, allora, sentiamo, era un giorno che pioveva Sì. e che tirava una forte vento, no? Sì. E Yannick era finito a dormire a casa mia perché i nostri genitori erano andati a trans. A transumare le mucche in alpeggio. No, perché sì, sembrava... Tu non fai finire il discorso, dai, parola. Erano venute perché i genitori erano andati a transumare le mucche in alpeggio. Eravamo in camerette e stavamo leggendo giornaline di Topoline, Heidi, Messner, Mosselmachen. Eccoli. A un certo punto io sento Yannick ronfare, sembrava una pentola di minestrone mit Kotiken. Allora io cosa ho fatto? Piano piano, quattro, Sì. ho spalmato tubette di dentifricio. No! Di dentifricio col cazzo. No, E la marca a 20 piperite. E alla mattina, quando è su, c'è il dentifricio. Sì, ok, va bene, va bene. Abbiamo capito. Qui qua, cosa sarà l'inquilino, nana, strumenti, insomma, pieno di cose, risate crasse, risate opese, risate con doppio mente, veramente. Io sono matto. Io sono matto come Eine Stambecco. Oppure quella folta che con gli anni doveva firmare un contratto per uno sponsor. Vieni con me, io dico va bene, io viene con te, no? Quando siamo stati in ufficio di amministratore, delegate in generale dello sponsor, no? E ci fa accomodatevi, no? E proprio in il momento che Yannick siede su sedia, io con uno scatto felino ho buttato palloncino che fa pernacchie. No, dai, ma col contratto. Quando lui ha seduto, vuol dire, Yannick è diventato rosso, cioè lui è già rosso. Hai detto doppio rosso, no? Lui è diventato, lui è veramente rossissimo e amministratore delegato, guarda me, occhi sparati. E quando lui ha capito che io ho fatto scherzo, anche lui si è messo veramente a ridere come un bambino che scopre che suo padre è il postino. No, ma perché uno dovrebbe mettersi a ridere per tutto? Risata a caso, e allora mi fa, puoi tu regalare a me il palloncino che fa scorrezzette? Io ho regalato lui e subito ha fatto firmare contratti di sponsorizzazione a Yannick. Io sono matto come un muflone. Senti un po', raccontaci della vittoria di Yannick a Shanghai, dai. Lui molto contento. Anche perché è prima volta che lui vince a Shanghai. Di solito lui vince solo a scala 40. Ma no, ma per piacere, ma non è la città. Vince a Ruba Mazzette, battaglia navale, è forte anche a nomi, cose, città, animali, molto. Alle Chirurgen, lui è forte anche a gioco di hockey, ma a Shanghai ha vinto con gioco di Okovic. È bella!